festeggia la libertà. Il 25 aprile è la festa del coraggio di un paese che si è riscoperto nazione, così il Presidente del Senato Casellati. Per il Presidente della Camera Fico la lezione della festa della Repubblica sta nel fare le scelte giuste per il futuro. Ascoltiamo le loro parole. Oggi, con l'emergenza che ci chiude nelle nostre case, sento la necessità di ricordare che questa è la festa del coraggio italiano. Il coraggio di chi ha dato il cuore, l'anima e la vita per un paese migliore, fondato sui valori della libertà, della solidarietà e della fratellanza. Il coraggio di un paese che si è riscoperto nazione. Questo è lo spirito dell'Italia che il 25 aprile ha ritrovato la sua anima libera. Noi non dobbiamo mai dimenticarci che la storia non è un qualcosa che si deve leggere o ricordare a compartimenti stagni, ma le azioni delle persone nel passato hanno ripercussioni nel futuro e quindi le azioni che noi oggi faremo avranno ripercussioni nel futuro perché è tutto collegato e questa è la lezione anche secondo me del 25 aprile che grazie al sacrificio di uomini e donne del passato oggi possiamo godere di una democrazia e quindi a noi le scelte giuste anche per il futuro. Viva